Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. In primo piano l'emergenza incendi in tutta la provincia. I vigili del fuoco che già ieri sera e nella settimana precedente erano intervenuti su alcuni roghi sono oggi al lavoro su più fronti. Domati gli incendi di un bosco a Santa Caterina nel comune di Leggiuno e di Sterpaglie a Lonate Ceppino, mentre ancora sotto osservazione l'incendio, anche se ormai spento, scoppiato a Marzio e che ha interessato un'area di sottobosco di 3.000 metri quadrati. Il pericolo è alimentato dalle condizioni di siccità e dal forte vento e sempre a causa del vento si sono verificati danni a Cardano al Campo, dove sono caduti degli alberi, e in diversi comuni del Varesotto per coperture e tetti pericolanti. E spostiamoci ora a Varese, riaperta oggi la bretella dell'Autolaghi in direzione Varese, che era chiusa dal 30 dicembre scorso. Vediamo il servizio. Ecco, siamo sulla bretella dell'Autolaghi. Come vedete è stato riaperto il tratto in direzione Varese. Il ripristino è avvenuto oggi a sorpresa, non c'è stata comunicazione preventiva agli automobilisti, ma agli automobilisti del resto, dopo oltre 3 mesi di attesa, interessa ora che la strada che porta in centro a Varese sia finalmente tornata agibile. Era chiusa dal 30 dicembre scorso per consentire lavori per la costruzione della seconda rampa di collegamento tra la bretella appunto e via Gasparotto, nella zona dove è stato inaugurato il supermercato Esselunga. Oggi dunque sono state tolte le protezioni di cemento che bloccavano l'accesso al tratto finale della bretella. Il calvario è finito, salvo nuove chiusure in fase di avanzamento del cantiere per la seconda rampa. E spostiamoci adesso a Busto Arsizio per una lite tra coinquilini. Un sudamericano ha intimato al suo ospite, un marocchino di 22 anni, di lasciare l'alloggio e portarsi via i bagagli. È così scoppiata una lite che ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato, della Polizia Locale a supporto di un'ambulanza del 118. È accaduto in via del Brugo, i 2 coinquilini sono stati denunciati. Maggiori dettagli si possono leggere su prealpina.it. E adesso l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria: drastico calo dei contagi, solo 841 nelle ultime 24 ore in Lombardia, ma questo è dovuto all'esiguo numero di tamponi effettuati, 10.647. L'indice di positività è risalito all'8%, si registra comunque un calo dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva e un aumento dei ricoveri negli altri reparti ospedalieri lombardi. In provincia di Varese solo 29 nuovi positivi, ma come detto il numero dei tamponi effettuati è molto basso. La provincia con più nuovi contagi è quella di Milano con 354 casi. E chiudiamo parlando di scuola. Domani il ritorno in classe per gli studenti più piccoli, riaprono le scuole dell'infanzia, le elementari e le scuole medie solo per le classi prime. Il Comune di Varese fa ripartire anche i servizi parascolastici, le classi seconde e terze delle scuole medie e le scuole superiori restano con la didattica a distanza almeno fino a lunedì prossimo. Solo infatti con il ritorno della Lombardia in zona arancione tutte le scuole potranno ripristinare le lezioni con la didattica in presenza. Approfondimenti su prealpina.it. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario di domani alle ore 19. Una buona serata.